Dopo un vertice della maggioranza di centrodestra a Palazzo d'Orléans, l'Assemblea regionale ha approvato la manovra bis, gli interventi di Schifani e Falcone. Giuliana Miccichè. Particolare attenzione A fronte dei contrasti, gli ennesimi insorti all'interno della maggioranza di centrodestra a sostegno del presidente della regione, Renato Schifani ha convocato un altro vertice, l'ennesimo, a Palazzo d'Orléans. In un clima di totale serenità e di condivisione del programma di governo, come si legge in una nota diffusa a conclusione, è stata una riunione a cui hanno partecipato i capigruppo e i segretari regionali della coalizione, nel corso della quale è stato ribadito il pieno e convinto sostegno al governo regionale. E poi, più nel dettaglio, si è determinato di individuare la data delle consultazioni elettorali per l'elezione dei presidenti delle province nella primavera del prossimo anno, auspicando la tempestiva approvazione della legge di riforma. E si aggiunge, è stato condiviso inoltre l'emendamento predisposto dal governo sul tema del sostegno finanziario ai comuni nei territori dove ricadono i parchi archeologici e nel contempo il presidente della regione ne ha comunicato il contenuto al presidente dell'Assemblea. E inoltre, il presidente Schifani ha confermato la piena fiducia a tutti i componenti della Giunta, anticipando che, in occasione della prossima seduta, stimolerà gli assessori a portare al più presto all'esame del governo le riforme dei settori di loro competenza. Il tavolo ha concordato di tornare a riunirsi con cadenza mensile. Contestualmente in assemblea è stata approvata la manovra bis e lo stesso Schifani commenta: è una manovra finanziaria che serve a dare serenità ai comuni, a stanziare le risorse per la forestazione, ad avvicinare la stabilizzazione degli ex PIP, ma anche a mettere ordine tra le società partecipate della regione, dismettendo i rami secchi. Un ringraziamento va al Parlamento tutto per aver trovato la migliore sintesi tra le varie norme. E l'assessore all'economia Marco Falcone rilancia: il voto all'Ars porta con sé significativi obiettivi raggiunti dal governo Schifani nell'interesse della Sicilia. Abbiamo una manovra da oltre 250 milioni di euro che mette in sicurezza i bilanci dei comuni, grazie alla previsione dei 115 milioni per il fondo investimenti e dei 22 milioni che abbiamo destinato alle spese correnti, che sono risorse richieste anche dall'ANCI. Ancora certezza per il settore forestazione, a cui destiniamo ben 74 milioni di euro. Registriamo inoltre il superamento della storica vertenza sui PIP. La norma che abbiamo messo a punto avvia infatti la stabilizzazione di ben 1166 lavoratori. Di assumere il completamento dell'opera.